Buonasera dalla Prealpi San Biagio Arena con Matteo Piccarelli al termine dell'importante vittoria della Ruker sulla Elaken Vigevano, match finito 96-90 per i bianconeri. Beh, Matteo, intanto complimenti per la tua partita solida, molto importante, 21 punti, anche delle difese a mio avviso solide in determinati frangenti. Com'è stata viverla in campo? Ma innanzitutto vorrei ringraziare i tifosi che si sono fatti vedere molto calorosi come sempre, in un momento non facilissimo per noi dove ci stiamo assestando una squadra nuova. Loro ci hanno sostenuto e siamo contenti specialmente per loro che abbiamo dato questa vittoria, ci hanno aiutato molto e anche in futuro so che faranno così. Una vittoria importante per noi, abbiamo fatto una settimana di buon lavoro, sapevamo che dovevamo riscattarci da una prestazione molto sotto livello a Domegna, quindi ci siamo messi giù, abbiamo lavorato, una gran vittoria di squadra e siamo contentissimi. Matteo, la Ruker ha dato la sensazione di soffrire un po' alla fine dei quarti. Per esempio siamo andati sull'intervallo con meno margini di quello che probabilmente ci saremmo meritati. È una questione secondo te mentale, fisica, entrambe? Ma sono episodi, diciamo, possono andare da una sua parte come no, in questo momento non stanno andando, è comunque una cosa che bisognerà continuare a lavorarci perché diciamo non si può, bisogna chiudere i quarti in maniera migliore, quindi continuerò a lavorare da quel punto di vista, sia mentalmente che fisicamente ovviamente, però penso che è una questione di episodi e bisogna essere più pronti e reattivi per evitare che questi episodi succedano. Matteo, un cambio di marcia decisamente importante rispetto alla, diciamola, opaca, per essere un po' gentili, prestazione di Omegna. Ci sono tanti margini di miglioramento a quanto pare, sia individuali che di squadra, sei d'accordo? Sì, certamente siamo ancora a inizio ottobre, quest'anno il campionato comunque è iniziato prima del solito, mancano ancora tante partite e continueremo a lavorare per migliorare e arrivare al massimo della nostra forma per i playoff e fare il massimo possibile. Complimenti ancora Matteo e grazie. Grazie mille.